Si è svolto presso Casa San Filippo, sede del Parco della Valle dei Templi, l'evento sul tema Grani antichi siciliani, mito, attualità e futuro, il primo evento dal vivo post-pandemia. Un convegno organizzato dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, diretto dalla presidente Mariella Antinoro, con il patrocinio del parco che da anni porta avanti una politica sulle biodiversità. Tra gli interventi qualificati quello di Valentina Camineci, archeologa, Calogero Laimo di Loro agronomo, Alfio Spina, ricercatore CREA, Serena Castronovo, biologa nutrizionista, Raimondo Collura per Grani Antichi Sicani, Giuseppe Licata, cerericoltore, Fabio Gulotta, ristoratore, Salvatore Ciulla, presidente Associazione Sicilia Bio e Diana Mangione, presidente dell'Ordine degli Agronomi di Agrigento. Quindi, a conclusione dell'evento, gli interventi leonistici di Francesco Pira, vicepresidente Sosan Lions, e di Emanuele Farrugia, presidente Zona 26. Il Club Valle dei Templi ha voluto chiudere con l'ultimo evento in questa valle, da dove è partito 2 anni fa narrando i grani antichi siciliani. Saranno presenti, oltre alle autorità laionistiche, relatori qualificati che faranno un itinerario tra passato, presente e futuro, narreranno di questi grani, narreranno pure del mito, considerato che in questa valle si miete pure il grano degli dei e parleranno anche delle soluzioni per poter salvare anche gli ecosistemi. Abbiamo aperto alla valle 2 anni fa donando 2 cursori per non vedenti ed ipovedenti. Uno l'abbiamo posto ai piedi del Dioscuri e narra delle bellezze del Dioscuri, e un altro lo abbiamo donato al meraviglioso giardino della Colimpetra, in maniera tale che i non vedenti possano assaporare, possano gustare le bellezze di questi monumenti. Sostanzialmente io illustrerò brevemente le evidenze archeologiche, soprattutto relativamente ai contesti agrigentini, sulla coltivazione dei cereali e ovviamente sull'uso alimentare. Parlerò sostanzialmente di archeologia del pane ad Agrigentum. È importante perché la valle intanto sta investendo tantissimo sulla biodiversità, non ultimo la realizzazione di campi di conservazione dei semi di grani antichi. Ne abbiamo scelti 10 e saranno conservati e riprodotti in valle, oltre a tutte le altre cose che riguardano la biodiversità coltivata. Ma i grani antichi, il grano e i grani antichi in particolare, il grano è il fondamento dell'economia. I popoli esistono e sono liberi se producono il proprio grano, se comunque producono i propri cereali. I grani antichi sono quelli che rispondono ad un'esigenza salutistica, costruiscono il paesaggio, raccontano il proprio vissuto e rispondono all'esigenza dell'uomo di assicurarsi il pane e la pasta. Allora, sicuramente ritornare ai grani antichi significa ritornare alla dieta mediterranea di un tempo, quella dei nostri nonni, e quindi intanto sostenibilità ambientale ma anche salute. E direi che è un incontro molto interessante che si tiene in un contesto veramente, in un palcoscenico eccezionale. Direi che già da un po' di anni si parla di grani antichi, quindi mi è stato chiesto di trattare delle caratteristiche qualitative e a che punto è la ricerca, diciamo, su questo settore. Lei è un ricercatore CREA, cosa vuol dire? CREA sta per Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. È importante? Sì, noi ci occupiamo di cerealicoltura e di colture industriali.